La situazione legata alla scarsità idrica continua a destare preoccupazione anche a Chioggia. Il cuneo salino sta risalendo il fiume Adige e la ridotta portata del fiume ha reso necessario il blocco temporaneo dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige. Alla luce di questo scenario e considerato che nella nostra regione permane lo stato di emergenza idrica, il sindaco Armelao ha disposto la chiusura temporanea delle fontane pubbliche ornamentali del comune di Chioggia. È giusto che le istituzioni in questo momento diano l'esempio. Ho dato appunto mandato di spegnere tutte le fontane pubbliche, anche perché ogni litro d'acqua risparmiato ora è un litro d'acqua che ci troviamo anche più avanti. Speriamo che la situazione migliori, magari prevedendo anche qualche pioggia non torrenziale, ma una pioggia che possa servire anche a far aumentare le falde. Armelao si appella ai cittadini, alle attività economiche e ai turisti affinché utilizzino l'acqua con la massima attenzione, evitando ogni spreco e adottando comportamenti responsabili.